Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Campionato di eccellenza, subito le nomination quale miglior centrocampista. Abbiamo in nomination i seguenti giocatori che invito qui sul palco: Alessio Asero del Paternò Calcio, Roberto Convitto Licata Calcio e Gaspare Pellegrino Marina di Ragusa. Eccoli qui, anche questo un terzetto da centrocampo da panico, da Roberto Gaspare. Salve, salve. Un terzetto giovane, di esperienza, di velocità. È sicuramente un terzetto che magari chissà quante altre società avrebbero avuto il piacere di averlo quest'anno nel loro team. Allora, a premiare e quindi conoscere il nome di colui che vince i Penalty Awards 2019 quale miglior centrocampista, invito qui sul palco un amico della nostra manifestazione, il presidente dell'Ajax di Catania, José Sorbello. Eccolo qua José, sempre presente ai penalty. Grazie José. Allora, consegniamo la busta a José. Sarà lui a svelare il nome di colui che vince. Certo che un terzetto di centrocampo di questo genere, insomma, un po' tutte le società vorrebbero averlo. Allora, tocca a te dare il nome. Eccellenza miglior centrocampista 2018-2019, Gaspare Pellegrino. Marina di Ragusa, Gaspare Pellegrino. Consegniamo a José Sorbello la targa, che a sua volta la trasferisce al vincitore Gaspare Pellegrino. Grazie. Allora Gaspare, siamo contenti perché questo Marina, insomma, anche con i premi non scherza quest'anno, e siamo convinti che anche grazie alla vostra esperienza, poc'anzi parlavamo con Francesco Vindigni, sicuramente potreste anche pensare di fare un campionato, non dico da vertice, ma ottimo in Serie D. Bah, diciamo che qualche campionato l'abbiamo fatto, però adesso le condizioni magari sono diverse rispetto a qualche anno fa. Adesso si lavora e poi si allena quando, diciamo, tra virgolette, c'è tempo. Però vediamo il da farsi insieme alla società, sicuramente non ci saranno dei problemi, nemmeno da parte mia che da parte di Vindigno e di altri. Perfetto, complimenti ancora per la stagione. Ho visto giocare questo ragazzo e io sono impazzito perché a me piacciono quei numeri 10 che partono da dietro, da lontano, che insomma con serpentine varie possono fare la differenza, e credo che tu quest'anno insomma a Licata un po' spesso e volentieri la differenza l'hai fatta, con dei gol anche capolavoro, e siamo convinti che anche una nomination probabilmente è già sufficiente, però rimane una stagione da incorniciare lo stesso. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, ti ringrazio per l'invito. Per me già essere nomination è un piacere. Che dire, abbiamo fatto un campionato sì bello, però devo ringraziare soprattutto la società e i miei compagni di squadra per il lavoro che abbiamo fatto. Poi sì, abbiamo raggiunto un obiettivo che ci siamo prefissi dall'inizio, però non è stato facile perché dietro avevamo squadre come Canicattì e Sant'Agata, però alla fine siamo contenti del risultato. Complimenti ancora, complimenti a Convitto del Licata. Lui è un giovanissimo, catapultato nella realtà dell'eccellenza, un 2000, pertanto insomma ancora tanta carriera davanti, e sei diventato poi subito quasi un perno di questo Paternò che ha sfiorato probabilmente un possibile sogno, però quantomeno avete salvato la stagione andando ai playoff. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, la ringrazio per l'invito. È stata una stagione piena di alti e bassi, poi non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati ai playoff contro il Biancavilla. È andata così, una stagione che rimane dentro di me, e andiamo avanti. Andate avanti, complimenti ancora, vi saluto, grazie, complimenti. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.